questa fratellanza, questo gemellaggio con Team for Children, che è un'associazione che diciamo, segue i bambini malati e cerca di fare qualcosa per loro, della provincia di Treviso, e fatalità stavano cercando di comprare del materiale per l'ospedale di Borgo Roma a Verona, e quindi il Dino andrà a Verona, Team for Children viene a Verona. Quale migliore occasione per fare qualcosa? E quindi, oltre a dare una piccola quota delle associazioni, delle quote associative degli iscritti all'associazione Team for Children, abbiamo pensato di acquistare qualcosa noi, e quindi di acquistare un bagnetto decongelatore per il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Borgo Roma, ho detto giusto? E pensavamo di impiegarci un mesetto a raccogliere i 1.000 euro, perché insomma, ho detto, chi è che si fida da un cartone animato su internet? E invece in una settimana abbiamo raccolto i 1.000 euro, abbiamo acquistato questa cosa. 1.500, sì. E io lascerei la parola a Chiara, che mi hanno detto che deve... Da qua? No, se puoi venire qui. Io vi volevo spiegare una cosa molto importante, che sono matti, ma fanno delle cose stupende per i bambini, perché anche adesso mi diceva Antonio, noi abbiamo voglia di comprare qualcos'altro, noi abbiamo la sede di Padova, nell'oncoematologia pediatrica di Padova, io lì ormai insegno ai bambini da 10-11 anni esattamente, ovviamente sono una volontaria, non percepisco stipendio, niente, vado spessissimo perché il maestro da solo non ce la fa. Adesso i ragazzi mi hanno detto che ci vedranno ancora, spero, hanno ristrutturato le 5 sale trapianti, lì da noi ogni tanto qualche bambino sparisce e loro non chiedono mai perché non ci sono più, cioè loro fanno le loro amicizie, quando uno dei bambini vuole in cielo gli altri bambini non chiedono mai perché non c'è più, perché non viene, perché tutti sappiamo tutto e nessuno dice niente. Noi abbiamo questa abitudine, tra di noi ne parliamo, ma con i ragazzi, abbiamo anche ragazzi di 18 anni, quindi noi non diciamo mai niente, vediamo che non ci sono più e basta. Quindi ecco, questo è quello che faccio. Adesso da 3 anni abbiamo in carico anche la scuola, quindi Pennarelli, Gome, Matite, Folla, visto che voi siete vicini alla nostra città, se avete voglia di fare anche delle raccolte, non so, di materiale didattico, tutto, quaderni, penne, gomme, brillantini, cioè i nostri bambini lavorano tantissimo, se anche voi avete voglia di fare qualche raccolta per Natale così e di mandarcela è tutto ben gradito. Vi ringrazio e ringrazio loro. Grazie Chiara, a questo punto io farei vedere il cartone che abbiamo realizzato appositamente, ribaltando un po' la scaletta che dicevamo, per l'associazione Team for Children. Bisogna sopportarli, e anche a loro i fiori del sommare. È strano che non mi abbia ancora tirato fuori la mercanzia. Ascolta bello, lavoretto come marmista. Ma sei tu scemo, guarda adesso, non si mica sta gioca a Porossi, sa? Allora sono qua a pescare le ago per chi che sapesse buono mi ha detto. A scappio. Che hai letto il permesso di soggiorno? Se non ti chiediamo e soggiorno, ti spocchi della vita. Ara che non vai a fuori a ogni chi col barista? Caroline, ti presento, non mi ha capito come si chiama. E ven dal Ghana o dal Senegal. Guaretto, non è mia volta spiegasse. Ma zio Chiosso, sei nuovo aiutante di mio papà, giù al porto di Lazzise. Ah, come ti ammiro, mi sono sempre piaciuti quelli che vengono dalla laguna. Oddio, ieni, marapio. E adesso come lo metti? Oh, ma te che mi sono vostro amico. Puoi lasciarmi al manco uno dei dureni per piacere? E il fegato puoi accatormelo. Ma non è lo che veni? Da Alfa Centauri? Dalla galassia del bianco rosso? Da dove vuoi che venga? Venga da Ciosa. Basilio è qui tra noi, è in mezzo tra la mamma del Dino e Max. Io è a capo. È molto più
sveglia da su.